Prepariamo adesso la torta di mele. Ho sbucciato e tagliato e affettato 2 kg di mele. Ho messo un po' di zucchero e un po' di marmellata di pesche. Ci vogliono 6 uova, 200 g di zucchero, 170 g di burro fuso, 170 g di farina bianca 00 mescolata insieme a una bustina di lievito, un po' di sale e la buccia del limone grattugiata. Rompiamo le uova. Aggiungiamo lo zucchero, un po' di sale, la buccia del limone grattugiata e le mettiamo nello sbattitore a montare per bene. Una volta che ho fatto montare le uova con lo zucchero, ho aggiunto il burro e la farina mescolata con il lievito. Versiamo il contenuto in una teglia imburrata e infarinata, 2/3 soltanto, 1/3 lo tengo da parte per metterlo sopra alla fine. Ho messo 2/3 dell'impasto nella teglia, ho versato sopra tutte le mele e le ho ben schiacciate tutte intorno e anche in mezzo. 1/3 dell'impasto va messo sopra e spalmato un po'. A questo punto mettiamo un po' di zucchero di canna e la inforniamo per 50 minuti, circa 50-60 minuti a 160 gradi.